Operazione di polizia demaniale della Guardia di Finanza di Porto Empedocle lungo le spiagge provinciali. I finanzieri di mare e di terra in 2 giorni hanno recuperato un'area demaniale a Siculiana Marina, dove era stato creato un vero e proprio porticciolo turistico abusivo, capace di ospitare una cinquantina di piccole imbarcazioni, per lo più da diporto. L'attività della sezione operativa navale e della tenenza della Guardia di Finanza di Porto Empedocle è durata 2 giorni per consentire alle Fiamme Gialle di segnalare alla Procura della Repubblica di Agrigento il custode, un cittadino tunisino che vive regolarmente in Italia, e i possessori dei natanti ospitati. Il reato contestato per tutti è occupazione abusiva di demanio pubblico. Oltre alla denuncia, i finanzieri di Porto Empedocle hanno proceduto al sequestro delle 8 imbarcazioni, di complessivi 45 gavitelli e di un gazebo in legno collocato sull'arenile. Sono stati sanzionati anche i proprietari di altre 21 imbarcazioni, elevate sanzioni anche per il commercio abusivo di articoli per il mare. Le indagini proseguiranno al fine di individuare eventuali ulteriori responsabilità collegate all'utilizzo in sicurezza dei beni demaniali su tutto il litorale agrigentino.